Giovedì 7 dicembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Ed Angelo Gagliano. I nostri temi: oggi incontreremo il professor Centi, leader tra i primi 30 leader intellettuali italiani. Poi parleremo di un corso gratuito di autodifesa per le studentesse, visti i tempi. E poi giornata nazionale dello spazio, che sarà sabato 16. Ma prima di tutto una notizia da Enna: la direzione investigativa antimafia ha eseguito su delega della Procura europea un sequestro preventivo di 400.000 euro di beni a una donna che è ritenuta vicina a esponenti della criminalità organizzata e accusata di truffa aggravata proprio all'Unione Europea. Provvedimento emesso dal Tribunale di Enna, come vi dicevo. In no alla chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, nuovo appello dell'attore Flavio Insinna: serve buonsenso, le persone trovino una soluzione. È voluto tornare Flavio Insinna. Dopo la prima volta, a fine luglio, l'attore e presentatore ha fatto nuovamente visita al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per dire no, ancora una volta, alla chiusura del reparto di eccellenza che, se non arriverà una proroga, avverrà a fine gennaio. È un reparto che non può essere chiuso. Dice: ma è già stato aperto Palermo. È aperto Palermo, rimane aperto Taormina, ne apriamo un altro in Calabria, poi ne apriamo uno a Modena, uno in Veneto, uno a Sassari, uno a Roma, un altro, perché, ripeto, le leggi sono fatte non per renderci schiavi, ci devono rendere la vita migliore. Dice: ma c'è la legge, ma c'è la cosa, ma c'è il bollo. Se le persone di buonsenso, umane, si mettono sedute, la soluzione la trovano. Posso dire, mi aggiungo in problema, tutti insieme la troviamo. C'era la giunta del comune di Taormina, il vice sindaco Giuseppe Sterantino, il consiglio comunale al completo, perché il messaggio vuole essere quello di una unione di intenti per salvare il centro. Vi basterà guardare queste famiglie negli occhi, le bambine e i bambini che vengono salvati, e la soluzione si trova in un istante. È che uno le cose le deve venire a vedere. Io ho avuto la fortuna di vedere una foto di Rosario Fiorello, mio grandissimo amico, insieme al professore qua, e siccome io conosco Rosario, ho detto: se Rosario si muove vuol dire che è una causa di altissimo livello. Sono venuto in Sicilia e sono venuto proprio apposta e ho capito che non mi ero sbagliato, e cioè che questa è una causa da sposare proprio con tutto il cuore, visto che siamo in una cardiochirurgia pediatrica. Accanto a Flavio Insinna c'è Sasha Gati, il primario dei miracoli, qui a Taormina. Il momento più emozionante quando Insinna ha letto la lettera di Ludovica, 16 anni, nata a Taormina con una cardiopatia importante e che necessita di controlli continui, quindi non poteva mancare la richiesta a Babbo Natale. Poi letterina a Babbo Natale, la faccio solo, ma Babbo Natale esiste, lo diciamo. Babbo Natale, ci tieni aperto il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per sempre, so che con la slitta ci porterai il tuo regalo. Speriamo davvero. Ci trasferiamo a Catania adesso, dove la festa di Sant'Agata, quella imminente, andrà vissuta con uno stile evangelico, testimoniando i valori della fede senza esibizionismi. È quanto sottolinea l'arcivescovo Renna, che aggiunge: devoto sia chi non ha conti in sospeso con la giustizia. Il sindaco trentino invoca il rispetto delle regole. Vediamo. Sant'Agata è la luce del suo martirio, non un semplice evento storico, ma una testimonianza di fede che i devoti e la patrona di Catania sono chiamati ad interiorizzare e vivere. In Arcivescovado la presentazione della festa di Sant'Agata, celebrazioni solenni, grandi processioni, ma no a passerelle, a danze con i veli o manifestazioni improvvisate, che tutto si svolga con spirito evangelico e di testimonianza dei valori cristiani. Questa è l'indicazione dell'arcivescovo Luigi Renna. Ma si diventa martiri quando si è coerenti con la propria fede, quando si è coerenti per non fare compromessi con il male, quando non ci si lascia corrompere, quando non si segue una mentalità che è vuota e che porta a disprezzare Dio, a disprezzare gli altri, a venir meno ai nostri doveri. I portatori di candelora sono invitati a non apporre nei ceri e orpelli quali foto, magliette. Anche gli statuti delle associazioni agatine saranno nei prossimi mesi rivisti. Chi fa parte delle associazioni agatine anzitutto le frequenti, poi deve essere molto molto stringente il fatto che non siano avuti e non si abbiano problemi con la giustizia e che si sia lontani da
associazioni di carattere politiche. Il triduo sarà preceduto il 31 gennaio con una messa per e con le donne vittime di violenza. Il 5 febbraio arriverà in città per celebrare il pontificale il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il comitato lavorerà in silenziosa operosità ed oggi è la prima uscita pubblica del neopresidente. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi devono restare qui a Catania in quanto rappresentano il nostro presente. Il sindaco chiede intensità religiosa e civile. Chi ama Sant'Agata deve dimostrare di amare anche Catania. Significa rispettare le regole stradali, significa non posteggiare in doppia fila, perché sono stanco di credere che a Catania tutto può essere fatto perché non ci sono i vigili urbani, quando poi gli stessi cittadini vanno a nord e rispettano le regole anche se non ci sono i vigili urbani. Trantino ha annunciato che non salirà sulla carrozza del Senato per dare spazio ai ragazzi che vinceranno il bando La Catania del futuro. Una festa che mira a fare sempre più spazio ai giovani. Il concerto del 3 febbraio è stato affidato agli studenti del Conservatorio Bellini. Evviva! Allora, adesso con Angelo Gagliano la rassegna stampa. Eh sì, ripartiamo proprio da qui. Cominciamo con il quotidiano La Sicilia. Festa rigorosa, siamo nelle pagine interne, quelle dedicate anche alla città di Catania, senza esibizionismo. Ieri la presentazione dell'edizione 2024, l'arcivescovo Renna ritorna sul tema della legalità. Rivedremo gli statuti delle associazioni, devoto sia, lo abbiamo sentito, chi non ha conti in sospeso con la giustizia. Le sue parole: il sindaco non salirà sulla carrozza del Senato, uguale agli altri in un momento di condivisione. Questa la sua scelta. Dalle pagine interne veniamo adesso invece alla prima della Sicilia, così vediamo anche quali sono i fatti più importanti che stamattina vengono riportati e ripresi. Intanto parliamo ancora di cronaca sulla città di Catania. Deposito di armi e droghe in casa di Neo Melodico nei Brani, elogia la mafia. Questo è quello che è venuto fuori. E poi, a proposito di lotta alla mafia, il presidente della FAI: legge ad hoc per punire chi paga, gli estortori. E ve l'abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri, una folle corsa sulla A18 a 270 km/h con la Maserati tra Siracusa ed Avola, sospesa la patente per un anno. Alla persona che è stata proprio identificata grazie al video pubblicato sui social. E poi le altre notizie: appalti e debiti, 2 sì. Alla Regione, svolta attesa, ossigeno per la giunta Schifani, ridotto il contributo per il ponte sullo Stretto. E ancora estrazioni del gas nel canale di Sicilia, Enimed indennizza le marinerie isolane. Poi c'è un patto tra l'Unione Europea e il MES, percorso in salita, no dell'Italia a regole rigide. Dall'altra parte un titolo accompagnato da una foto, perché dice banche di nebbia. Il motivo è presto spiegato. Dimensionamento scolastico: in Sicilia soppressi fra 92 e 95 istituti, 18% dei tagli del livello nazionale. La mappa completa nelle province, i sindaci e i sindacati sono in rivolta. L'assessore Turano: criteri oggettivi. Questo è quello che scrivono stamattina sul quotidiano La Sicilia. E proprio all'interno vedete la scuola, la mappa ormai quasi definitiva dei tagli. Saranno soppressi il 18% degli istituti totali d'Italia. Le scelte della conferenza regionale sul dimensionamento contestate da sindaci e sindacati: addio a 54 circoli didattici, 6 salvi a Palermo e Catania, in bilico qualche riserva. Poi il piano andrà a Roma, ma se noi andiamo a vedere, tutte le province sono coinvolte chiaramente. Le province più segnate, più toccate da questa riforma: Catania, sono 19 di fatto gli istituti soppressi tra la città e la provincia. Palermo, stesso numero di istituti soppressi. Certamente non è comunque un buon segnale. L'assessore Turano parla di criteri oggettivi. Noi in ritardo di 23 anni, deroghe e proroghe dal Ministero, un secco no. Il caso politico etneo: lo storico aeronautico accorpato al nautico del preside leghista. Poi insomma staremo a vedere quale sarà il risultato da un punto di vista chiaramente scolastico, didattico,
Ancora notizie che riguardano la Sicilia, c'è una svolta in Consiglio dei Ministri sul disavanzo, il contenzioso tra la Regione e la Corte dei Conti, il governo su input di Calderoli approva una norma che fa cessare la materia del contendere e alla consulta l'esultanza di Musumeci e di Schifani a proposito di questo provvedimento. E poi la giunta Schifani taglia il cofinanziamento al ponte, sconto sui 1,2 miliardi, è stata il via libera del governo al recepimento del codice degli appalti comunque anche nella nostra regione. Restiamo sempre legati alla città di Catania, stavolta sulla Sicilia, e c'è un'intervista, vedete, serve una nuova legge contro chi paga il pizzo, secondo il presidente della FAI Sicilia. Anche le nuove generazioni devono fare sentire la propria voce. Altre notizie che riguardano comunque le vicende del capoluogo proprio etneo, e andiamo a vedere invece nelle pagine interne. Vedete, la storia è quella che abbiamo raccontato qualche giorno fa: diffamati e delegittimati, la protesta degli studenti dopo lo sgombero, il caso di Via Gallo, oggi al Giardino Bellino, una manifestazione pro studentato e consultorio nella città di Catania. Abbiamo ancora una pagina da proporvi a proposito proprio delle vicende cittadine legate alla città di Catania. In farmacia anche a Catania i vaccini anti-influenzali e Covid, la campagna già in 50 tra città e provincia hanno aderito all'iniziativa dell'ASP per la somministrazione delle dosi per immunizzarsi. Adesso noi lasciamo la Sicilia, andiamo a vedere cosa scrive l'edizione di Palermo di Repubblica, ondata di rincari sotto l'albero. Cominciamo bene con Repubblica, vediamo cosa si tratta. I dati sono di Federconsumatori sulle spese natalizie, l'inflazione frenerà lo shopping. Approfittiamo e approfondiamo un po'. Sarà un Natale all'insegna dei rincari, quello che attende le famiglie siciliane. Aumenterà il prezzo di tutti i beni di consumo legati alle prossime feste, dal tradizionale albero agli addobbi, dal panettone alle lenticchie, per il cenone sino ad arrivare alla carta per confezionare i regali. Aumenti, secondo un report di Federconsumatori Sicilia, che nell'isola saranno ancora più elevati rispetto al resto d'Italia, un picco di prezzi dettato dall'inflazione che frenerà la corsa agli acquisti. Questa è la situazione. E poi, come possiamo vedere, c'è il caso evidenziato, lo abbiamo già visto comunque anche sulla Sicilia, Catania, studenti sgomberati, eseguita la misura di sequestro preventivo disposta dalla procura, l'immobile abbandonato da anni era stato recuperato e trasformato in studentato e consultorio. C'è la solidarietà di Zero Calcare, la polizia nel centro che aiuta le donne vittime di violenza. Questa sulla prima pagina di Repubblica, che poi all'interno torna di nuovo su quanto accade a Ballarò, le due anime della lotta al crack, alla ricerca di unità, alla marcia di martedì, tante defezioni che indeboliscono il movimento. Don Volpe, rilanciamo l'appello di Lorefice dopo questo cortocircuito. E sulle pagine interne dell'edizione di Repubblica vediamo, a proposito dei rincari, leggiamo qualcosa in più: sarà un carissimo Natale per le famiglie siciliane, arriva una raffica di aumenti e secondo il report di Federconsumatori tutto costerà di più rispetto a un anno fa, l'inflazione frenerà ancora i consumi dell'isola. Vedete questa foto con il panettone, ma accanto c'è anche l'amaro, dal panettone ai fichi secchi, siamo sino alle lenticchie. Sulle nostre tavole aumenterà l'esborso economico, per fare il cenone si pagherà di più, anche per acquistare l'albero di Natale, per addobbarlo, e così crescerà anche il prezzo della carta da regalo. Si potranno fare evidentemente regali anche senza, diciamo, la confezione. E poi vediamo un po', siamo sul Giornale di Sicilia e vediamo la prima pagina, soldi ai medici in prima linea. Questa è l'apertura scelta dal Giornale di Sicilia. Un decreto dell'assessorato stanzia oltre 13 milioni per indennità a camici bianchi e infermieri al lavoro nel pronto soccorso. In finanziaria altri fondi per chi accetta le sedi disagiate. E ancora, sempre i fatti regionali, il miliardo promesso per il ponte Sfuma, cala il gelo con la Lega, la decisione della giunta Schifani. Ufficialmente
Ovviamente si è scoperto che manca la copertura. Sullo sfondo ci sono dei contrasti e la campagna per le europee, ricorso per la mancata parifica della Corte dei Conti. E siamo sempre ancora sulla prima pagina del giornale di Sicilia. Donna si rifugia in teatro, c'è l'evento contro i femminicidi, inseguimento a Vigari, siamo nel Palermitano. È stata salvata dai carabinieri che hanno bloccato il compagno che la minacciava. E poi Messina Denaro, le complici alla boss, per noi sei troppo importante. Nei messaggi di Laura Bonafede la dedizione pure a nome della figlia. E poi vedete la fotonotizia, è tutta dedicata al Natale di Palermo, Natale pieno di show, con gran finale, chiedo scusa, eccolo qui, lo blocchiamo, e gran finale con Elodie. Ogni circoscrizione avrà un cartellone di spettacoli. La notte di Capodanno, oltre alla cantante, sul palco anche artisti locali. Il gruppo, il comune ha presentato il programma nella giornata di ieri. E poi lasciamo anche il giornale di Sicilia con la Gazzetta del Sud. Andiamo a chiudere la rassegna stampa di questa mattina, quella siciliana. Parla proprio del tentativo di frenare la fuga dei medici. La sanità pubblica deve fare i conti con una drammatica carenza di personale. Ospedali di periferia e pronto soccorso, la regione varia incentivi e assegna anche delle indennità. E ancora leggiamo sempre sulla Gazzetta del Sud, dopo i sensori, la pista ciclabile, cortocircuito in Via dei Mille, Messina, pasticcio che fa infuriare il sindaco. Nel breve tratto tra le vie Tommaso Cannizzaro e Via Dogali, cordoli per la pista ciclabile laddove erano stati installati dei sensori per i parcheggi, e quindi praticamente... Può capitare, insomma, probabilmente non si sono parlati, quando hanno fatto questi lavori. Resta l'isola pedonale sul viale, il TAR dice no ai commercianti. Messina, nessuna sospensione sotto Natale, e quindi il TAR di Catania ha negato la sospensione della delibera che istituisce l'isola pedonale ai commercianti contrari. L'amministrazione è pronta alla proroga. E restiamo ancora sulla Gazzetta del Sud e incominciamo ad affacciarci anche su quelli che sono i temi nazionali. Manovra, rinviato l'approdo in aula, ma qua siamo sempre, i fatti sono regionali. E invece vedete qui l'esercito israeliano ha circondato la casa del leader di Hamas. Siamo già quindi sui temi anche che ci riportano alle guerre che in questo momento sono alle porte dell'Europa. Un tema questo che sarà rivisto e approfondito anche dai quotidiani nazionali che vedremo fra naturalmente, quindi adesso facciamo una breve pausa e tra poco gli altri giornali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, andiamo ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera questa mattina. In primo piano ci sono i temi internazionali e il Corriere torna sul conflitto in Ucraina che diciamo nelle ultime settimane è stato quasi dimenticato. Però c'è Biden che lancia l'allarme su Putin, il leader degli Stati Uniti: se vince in Ucraina, paesi NATO a rischio. Meloni, pieno sostegno a Kiev, appello al Congresso per nuovi fondi, evitare una guerra con i russi, lo zar in Medio Oriente. E poi alcune notizie che riguardano anche la nostra Italia, con i rapporti senza la via della seta, che è stato abbandonato, ufficiale questa scelta da parte del nostro paese. E poi le vicende che riguardano invece la politica, no al salario minimo, opposizione in rivolta, urla e cartelli in aula, una polemica per la prima di oggi alla Scala con il caso che c'è stata la tregua, Sala e Segre sul palco insieme alla russa. In un primo momento c'erano state delle tensioni. L'ex cognato, vedete qui, in Spagna, rivelazioni shock su Letizia che la Casa Reale però ignora. L'ex cognato della regina: io e lei eravamo amanti, scrive, dice lui, e lo riporta stamattina con la fotonotizia oggi il Corriere. Si parla ancora, si torna sulla prima pagina di Giulia Cecchettin
la Camera, il diario, Giulia è sempre qui a parlare, è il papà della giovanissima Giulia. Allora approfondiamo qualche notizia di quelle che abbiamo visto dal Corriere. A Putin non basta l'Ucraina, queste sono le parole di Biden, prova a sbloccare in questo modo i fondi, il leader evoca l'attacco alla NATO e chiama i leader del G7, Meloni sostegno convinto, ma il Senato per ora boccia. E poi vedete il punto militare, la strategia di difesa dopo l'offensiva, a quasi 2 anni dall'inizio del conflitto, dopo mesi di sostanziale stallo ed una controffensiva che ha deluso le aspettative per la lentezza degli aiuti militari degli alleati, Zelensky torna sulla difensiva, quindi non pensa più a riconquistare altro terreno. Lo spettro del buio e del freddo, arriva l'inverno, caduti e rinforzi in arrivo. Questi sono i punti. Intanto lasciamo il Corriere e allora andiamo su questo tema anche sulla Repubblica. Il tema è sempre quello: aiuti a Kiev, nuovo stop, Biden avverte se Putin vince attaccherà la NATO. Queste sono le sue parole. E ancora, vedete, anche la Stampa stamattina hanno tutti uno stesso filone, uno stesso punto di vista. L'appello di Biden: salviamo Zelensky o Putin ci attaccherà, il leader degli Stati Uniti al Congresso, stop agli aiuti, un regalo di Natale a Mosca, Washington pronta a schierare le sue truppe se la NATO verrà coinvolta. Queste dunque le notizie che riguardano soprattutto il conflitto in Ucraina, ma adesso andiamo a vedere le altre notizie della prima pagina di Repubblica. Migranti, l'Unione Europea gela l'Italia. A che cosa si riferisce? All'accordo con l'Albania. Primo allarme sul protocollo con Tirana, i partner europei ammoniscono Piantedosi con quell'intesa, diritti a rischio e scontro sui costi. Le opposizioni accusano soldi nel cestino, Tajani replica meno della truffa, super bonus, quindi insomma sono schermaglie da una parte e dall'altra. E poi grave le notizie sul PNRR, perché la spesa è ferma al 14%, quindi insomma abbiamo speso poco dei soldi che abbiamo ricevuto dall'Unione Europea. Poi toga il governo, Crosetto sentito in procura dopo le sue dichiarazioni di una decina di giorni fa. Salario minimo, la sinistra prepara una legge popolare e intanto all'estero Biden su Kiev, se Putin vince attaccherà l'alleanza. E poi ancora Russia e Niger, patto sulle rotte dei profughi e Roma decide di abbandonare la via della Seta, ma della Seta ormai era una notizia nota da tempo. Fotonotizia in primo piano, la persona dell'anno, eccola qui, Time sceglie Swift, luce del 2023, e lei praticamente la popstar femminista in assoluto la numero Taylor 1. Swift. E poi ancora, vedete, oggi per la prima di Don Carlo, Sala la Russa, lite alla Scala, poi però tutti con Segre hanno fatto pace, insomma alla fine hanno preso. Però non ci sarà Mattarella, questo ancora non l'ho capito, per non sta bene forse. Non lo sappiamo, è la prima volta comunque sì, che capita una contemporanea assenza, credo, del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio. Vedremo come si svilupperà questa vicenda. Siamo sulla Stampa di Torino che apre con il salario minimo. Qui è un'apertura diversa, il governo pagherà, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, da qui parte la nuova opposizione, anche gli elettori di destra contro l'esecutivo. Oggi, chiaramente sono parole di Conte, oggi l'Ecofin sul patto di stabilità, paesi ancora divisi, e vedremo che cosa succederà. La Presidente incontra Salvini per una tregua in vista delle prossime europee. Ci riferiamo ovviamente al Presidente del Consiglio Meloni, che ha preso un caffè con il leader della Lega. E poi altre notizie, leggiamo Scala, la lite Sala la Russa, ma Segre riporta poi la pace. Ci sono altre notizie, l'Italia abbandona la via della Seta, così Meloni è ancora più vicina a Biden. E Iran, l'urlo di Narges, fermate il massacro. Ci sono poi due storie, vedete, due fotonotizie. Intanto l'esempio delle famiglie Cecchettin e Regeni, sono due storie di due giovani che hanno avuto comunque poi destini diversi. La forza dei genitori,
ma è dura perdonare Filippo, queste sono le parole del papà di Giulia, il filo che lega Giulia e Giulio, sono altre riflessioni. Allora approfondiamo alcuni di questi temi, incominciando da Repubblica, parlando proprio ancora della povera Giulia. Vedete la stanza di Giulia. Questa è una foto commovente. Una sì. foto con tutte le sue cose, leggiamo ancora, i libri aperti, i disegni iniziati, il letto disfatto, qui il tempo è fermo alla sera in cui è sparita, voleva vivere in un romanzo di Jane Austen. Questo è sono le parole anche del papà che dice difficile perdonare Filippo. Questo lo leggiamo su Repubblica, in qualche modo siamo in linea anche con la Stampa. Il papà dice perdonare Filippo difficile, neanche Gesù ci è riuscito. Il papà: sto ancora vivendo il mio dolore, io in politica lo escludo, e ai genitori di Turetta dice faranno più fatica di me a ritrovare il sorriso. È un genitore che ha una grandissima forza d'animo, il papà di Giulia. Lasciamo questo tema, adesso torniamo a occuparci invece della guerra in Medio Oriente. Cominciamo dal Corriere della Sera. Israele stringe la morsa sul sud, circondata la casa di Sinwar. Gaza, una squadra di militari italiani allestirà un ospedale da campo vicino a Rafah. Intanto ostaggi, la rabbia delle famiglie contro Netanyahu ci ha tradito. Queste perché non li ha liberati tutti? Non li ha liberati tutti. Ma è stato impossibile. E poi bombe e blindati, siamo su Repubblica, su Khan Yunis, i palestinesi stremati assaltano i magazzini, l'esercito israeliano va all'attacco contro una delle roccaforti di Hamas e minaccia Hezbollah, li faremo arretrare dal confine. Ancora, vedete, sulla Stampa il fronte, Hamas assedio al capo, i tank israeliani nel centro di Khan Yunis, caccia a Sinwar, Netanyahu lo prenderemo, civili ammassati al confine. Insomma, allora dovremmo imparare quest'altro nome, Sinwar, che è praticamente il leader di Hamas, perché l'altro leader pare sia in Qatar e quindi ha perso il controllo del territorio. Torniamo adesso invece alle altre prime pagine e vediamo Avvenire. Vediamo un po' cosa scrive stamattina Avvenire. Meno Cina, più Europa. A Palazzo Chigi, Salvini è la presidente dell'Europarlamento Metsola, Meloni leader pro Unione Europea, contiamo su di lei. Nell'ultima bozza di accordo recepite molte istanze tedesche, Mattarella, integrazione ancora più indispensabile. Questo è scritto su Avvenire. Intanto migranti, arrivi dai corridoi, una via per l'integrazione. E leggiamo ancora, in settimana 3 gruppi dal Pakistan, il bilancio di Forti della Caritas. Lasciamo Avvenire, siamo adesso sul Giornale. I temi più politici ovviamente, il caso inchiesta su Crosetto, il ministro della difesa sentito dai PM di Roma per le frasi sui complotti dei magistrati. Per la verità ti ho sentito come persona informata dei fatti, quindi non c'è un'inchiesta. Il giornale va un po' più avanti, si spinge oltre questa mattina, e poi vedete verso le europei, Meloni Salvini, un'ora di colloquio per definire le regole del derby elettorale. Poi l'effetto tagli alle tasse, sarà un Natale più ricco. Qui scrivono più soldi nelle tasche degli italiani, crescono le tredicesime. Malgrado gli aumenti di cui parlavi parlavi prima. E adesso vediamo un po' il Messaggero, che ha un'apertura assolutamente diversa. Parla del nuovo reddito di cittadinanza, saranno più controlli, via libera al decreto per l'assegno di inclusione, verifiche ogni 90 giorni e card a ogni familiare. Manovra in aula il 18 dicembre, per i medici pensione senza tagli, lavorando 3 anni in più però, quindi nessun taglio, ma bisognerà lavorare per i medici 3 anni in più. E poi il giallo di Roberta, una notizia che il Messaggero ha tirato fuori stamattina, è sparita a Malaga. L'hanno uccisa da 12 giorni, la famiglia non ha notizie, non è un allontanamento volontario. Questo è quello che scrivono stamattina sul Messaggero. Il Fatto Quotidiano, eccola qui, vedete, il faccia a faccia, Putin da una parte e Biden dall'altra, guerra mondiale, Biden perde, l'Ucraina è la testa. Questo scrive stamattina il Fatto Quotidiano, e poi aggiunge che corre un po', insomma, corre e poi un po'. c'è la minaccia, o armi a Kiev
o nostri soldati contro la Russia. Questa è la ragione per la quale il Presidente delinea questi scenari catastrofici, perché sono necessari nuovi finanziamenti. Ecco. Abbiamo soltanto un'ultima prima pagina, così la vediamo velocemente. Operetta rossa, caduti dalla Scala. E così chiudiamo con una risatina su questo titolo di Libero. C'è la Russia, CGIL e ANPI disertano alla prima, Sala rifiuta il posto tra i ministri, starò in platea con la Segre, atto politico, Mareva sul palco e lui si accorge. Alla fine tutti hanno fatto d'accordo. pace. Benissimo, ci fermiamo qui provvisoriamente, adesso guardiamo che tempo fa e poi dopo i primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo nella giornata di giovedì, tempo discreto sul nostro territorio, avremo dunque prevalenza di sole anche se un po' di variabilità sarà possibile sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Sulla Sicilia infatti avremo un po' di variabilità, in particolar modo sul settore settentrionale con qualche isolato piovasco, sul resto del territorio ampi spazi soleggiati in un contesto stabile, temperature massime diurne che non andranno oltre i 17-18 gradi, ma attenzione anche ai venti che saranno sostenuti. Situazione stabile specialmente nella prima parte della giornata sulla Sicilia per quanto riguarda la giornata di giovedì, nuvolosità in ulteriore aumento nella seconda parte del giorno per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà fenomeni sparsi sul territorio. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni, localmente tenderanno a perdere qualche grado. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa possiamo qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Allora, tra i primi 30 leader degli intellettuali c'è un professore siciliano, si chiama il professor Gabriele Centi, è collegato con noi da Messina, è ordinario di chimica industriale all'università. Buongiorno professore, benvenuto e complimenti professore. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, lei è tra i primi 30 leader intellettuali premiati per aver promosso il nostro paese come polo d'eccellenza e di conoscenza. Ci spiega chi è che assegna questo premio? Sì, questo è un premio che è organizzato dall'ENIT, diciamo l'ente del turismo, assieme a una serie di altre istituzioni, tra cui il Ministero del Turismo, la CRUI, che è l'assemblea dei rettori delle varie università italiane. Questo è sostanzialmente un riconoscimento che viene dato per cercare di stimolare quello che è l'organizzazione di grandi eventi internazionali scientifici in Italia, perché questo è diciamo, un duplice importanza. Da una parte ovviamente per la promozione dell'attività di ricerca italiana, ma anche perché ha ricadute importanti ovviamente sul territorio, perché vuol dire portare tutta una serie di personalità in Italia che poi diciamo stimolano anche il turismo e diciamo professore, scusi la interrompo, parliamo subito della sua attività che è così premiata. Lo sviluppo dei catalizzatori fa capire anche noi che non capiamo nulla di tutto questo. Che cosa ha sviluppato? Diciamo, i catalizzatori sono un elemento centrale, diciamo, dello sviluppo di varie tecnologie. In particolare noi ci occupiamo di aspetti relativi alla possibilità di sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, quindi tecnologie che servono, diciamo, per ridurre le emissioni di CO2, riutilizzare la CO2 e in generale, diciamo, ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Ovviamente in Sicilia questo è un aspetto particolarmente importante perché
il sole rappresenta la nostra risorsa futura anche, però senza lo sviluppo delle tecnologie per utilizzarle in una maniera efficiente, diciamo, questo potenziale oggi non è sfruttabile solo parzialmente. E che cosa bisognerebbe sviluppare, in particolare, professore, per poter utilizzare al meglio l'energia rinnovabile invece dei combustibili fossili? Noi abbiamo la necessità da una parte di avere tecnologie che ci permettono di utilizzare meglio o per una forma estesa, perché oggi abbiamo pannelli fotovoltaici e diciamo, l'uso del vento, ma in realtà queste solo energia elettrica che è difficilmente trasportabile e anche, diciamo, può essere non immagazzinata. Noi abbiamo la necessità di avere tecnologie che ci permettono di avere degli equivalenti dei combustibili fossili, ma prodotti, diciamo, usando energia solare, quindi per questo si parla di combustibili solari. Ecco, ma è vero, professore, che lei sta pensando a foglie e alberi artificiali? Che bello! Sì, questa è una delle nostre attività, perché ovviamente se noi potessimo arrivare, la ricerca è ancora lunga, ma ci stiamo lavorando attivamente, proprio per arrivare a poter produrre, diciamo, da noi quello che ci serve per la nostra vita, quindi combustibili, ma anche prodotti chimici e tutto, e stiamo sviluppando queste tecnologie. Diciamo, stiamo anche lavorando per produrre addirittura cibo, diciamo, dall'aria, che è possibile, chiaramente richiede del tempo, ma diciamo, stiamo lavorando in questa direzione. Ma è affascinante, cibo dall'aria, professore, sarebbe un grandissimo passo avanti per l'umanità. Ci dice qualcosa in più? Diciamo, noi possiamo catturare la CO2 dall'aria, possiamo catturare l'acqua dall'aria, e con l'uso dell'energia solare possiamo catturare anche l'azoto dall'aria, e con l'uso dell'energia solare produrre via via i prodotti che ci arrivano a fare carboidrati e proteine ed altre, che sono gli elementi, diciamo, del cibo sostanzialmente. Ecco, professore, qual è la squadra che la accompagna in questa come encomiabile ricerca per la quale non possiamo che complimentarci? Beh, abbiamo ovviamente un gruppo, diciamo, di vari docenti che lavorano con me, ma abbiamo soprattutto molti giovani ragazzi, diciamo, sia siciliani ma anche, diciamo, un po' da varie parti del mondo. Sono una trentina in tutto che, diciamo, collaborano con me proprio su queste tematiche. Ecco, naturalmente questo è una promozione importante per il cosiddetto capitale intellettuale italiano, di cui c'è... Certo, perché diciamo, proprio in questa direzione è estremamente importante. Noi soffriamo in Sicilia di una immigrazione intellettuale molto forte, purtroppo. Ecco. Molti dei nostri giovani validi vanno all'estero perché pensano che hanno più opportunità. E credo che affermare che ci sono queste opportunità anche da noi e evitare che debbano necessariamente emigrare è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Beh, questo è di grandissimo rilievo, grandissima importanza, professore. Nella sua squadra, ha detto, ci sono studenti siciliani, ma non solo, ce ne sono parecchi di siciliani? Sì, diciamo, i siciliani sono circa la metà, diciamo, sono una trentina in tutto, diciamo la metà sono appunto siciliani. Beh, adesso che hanno sentito del suo premio, professore, lei li attrae, no? Magari molti di loro rinunceranno a progetti per lasciare l'isola. Speriamo, perché, diciamo, credo che noi dobbiamo insistere per tenere questo capitale umano in Sicilia, perché questo è fondamentale per il nostro sviluppo sostanzialmente. Ecco, professore, adesso, al di là del premio, che naturalmente non può che compiacerci, una domanda sui cambiamenti climatici, perché noi qua praticamente tutta l'estate non abbiamo fatto altro che parlare del grandissimo caldo, degli incendi purtroppo, della siccità purtroppo, e poi improvvisamente invece variazioni climatiche importanti. A che punto siamo?
Diciamo si sta a livello mondiale lavorando in una maniera attiva, però se noi pensiamo, giusto per ricapitolare la situazione, in Italia negli ultimi 2 o 3 anni sono stati investiti circa 3 miliardi di euro sui combustibili fossili. Di questa cifra solo il 3% è andato a tecnologie che tendono a sostituire i combustibili fossili, mentre è ovvio che diciamo, se ci fosse un maggiore investimento, una maggiore attenzione verso questa tematica, probabilmente potremmo accelerare decisamente lo sviluppo di queste tecnologie. Quindi noi dobbiamo credere in questo e sviluppare le tecnologie in sinergia con tutte le istituzioni, ma ci vogliono anche gli investimenti per accelerare questa direzione. E a livello internazionale a che punto siamo? C'è coerenza con questi progetti? A livello internazionale, stranamente, l'attenzione maggiore è verso quelle che noi crediamo le nazioni che sono meno attente. La Cina, ad esempio, ha dei forti investimenti proprio su queste tematiche di cui parlavo, e mentre noi siamo convinti che sono quelli meno attenti, perché alla fine si rendono conto che il futuro è in questa direzione. In Arabia Saudita ci sono oggi i maggiori investimenti su queste tematiche, mentre ovviamente sono i maggiori produttori di combustibili fossili. Quindi le altre nazioni si stanno muovendo molto più rapidamente e noi abbiamo un potenziale che rischiamo di non sfruttare pienamente. Ecco, per concludere, per quanto riguarda la sua attività, professore, come chimica industriale all'Università di Messina, quali sono i prossimi passi, i prossimi progetti? Beh, diciamo, noi cercheremo di andare avanti sempre in questa direzione. In realtà abbiamo parecchi progetti, lavoriamo in collaborazione con varie industrie. Oggi c'è anche da parte delle industrie, c'è molta attenzione su questi. Abbiamo una serie di dottorati che sono sponsorizzati proprio da varie industrie, anche italiane ma anche estere, perché questa tematica sarà la tematica che domani. Paradossalmente la nostra difficoltà oggi è trovare i giovani che vogliono rimanere e sviluppare queste tecnologie. E noi speriamo naturalmente che con il suo prezioso contributo, suo e della sua squadra, e anche con questo piccolo nostro intervento, come dire, un segnale in questo senso possiamo darlo, ce lo auguriamo. È vero, professore? Vi ringrazio moltissimo perché credo che fare capire il potenziale che c'è in Sicilia è fondamentale. Certo, grazie anche a personalità come la sua. Allora ringraziamo il professor Gabriele Centi, ordinario di chimica industriale all'Università di Messina, che è stato nominato fra i primi 30 leader intellettuali italiani. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo con Paolo Fasanaro, fondatore di We Love Università di Catania. Che cos'è We Love Università di Catania? Allora, è un'associazione universitaria, l'abbiamo fondata nel 2014, sono passati parecchi anni, ci occupiamo ovviamente di fornire servizi agli studenti e siete in tanti? Sì, siamo parecchi, ovviamente poi l'associazione negli anni è cresciuta. E oltre... Allora la interrompo perché andiamo subito al sodo. Loro promuovono corsi gratuiti di autodifesa per le studentesse. Mamma mia! Di che si tratta? Allora, noi come dicevo poc'anzi, noi ci occupiamo anche di iniziative benefiche, sociali, culturali. In questo caso, considerato la prossimità anche all'ormai passato 25 novembre, abbiamo deciso di offrire un servizio per le studentesse universitarie con questi corsi di difesa e partiranno proprio oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio partono i corsi. Che succede? Ci sono istruttori? Ci saranno istruttori professionisti. Io ci tengo a ringraziare anche Domenico Cocuzza della palestra che sta mettendo a disposizione sia la sua professionalità che i suoi spazi, l'ASI, il Comitato Provinciale ASI di Catania che ha dato il suo patrocinio e che hanno provveduto comunque per... Ogni tanto un po' di musica non fa male. Che hanno collaborato in questa iniziativa e metteranno a disposizione ovviamente la loro professionalità. Allora, si tratta di corsi gratuiti, giusto?
assolutamente sì. Di autodifesa per le donne. Sì. Oggi pomeriggio quante saranno più o meno? Allora, la classe sarà formata da 20 ragazzi intanto, stiamo partendo con questo primo corso, saranno 3 lezioni per 3 giovedì consecutivi, quindi partendo da oggi, dal 7, 14 e 21 dicembre. Poi con l'anno nuovo la riproporremo perché abbiamo avuto grande richiesta. Ecco, qui stiamo vedendo alcune immagini che insomma, come dire, ci fa eloquenti, ecco, ma sono discipline di quelle tradizionali che conosciamo noi, orientali più o meno, oppure invece si tratta di un po'? Allora, non sono un tecnico, quindi magari ci vorrebbe qui l'istruttore accanto a me, però lui si occupa prevalentemente di karate, quindi comunque partirà da quella disciplina per poi andare comunque nel dettaglio e cercare comunque in queste poche lezioni di dare comunque qualcosa di concreto che possano poi portarsi a casa le persone che parteciperanno. Quindi adesso lo possiamo dire con cautela, diciamo, oltre al peperoncino ci può essere anche l'autodifesa, e questo è un po' lo scopo. Assolutamente sì, credo sia utile. Vengono fatte tante iniziative, noi ci siamo chiesti cosa possiamo fare di concreto e quindi abbiamo offerto appunto questi corsi. C'è una richiesta da questo punto di vista? Devo dire che, vista anche la sensibilità sempre più alta al tema, c'è parecchia richiesta, infatti vediamo che ci sono parecchi corsi che ultimamente stanno organizzando, anche diverse palestre, noi abbiamo voluto dare questa occasione gratuita alle studentesse universitarie. E 3 lezioni sono a suo avviso sufficienti? Io ho chiesto ovviamente a chi se ne occupa, devo dire che mi ha confermato che in 3 lezioni comunque si torna a casa con un piccolo bagaglio, quindi è già qualcosa, è già un punto di inizio. Questo è importante perché in qualche modo, come dire, contribuisce a rendere un po' più sicura magari una donna, una ragazza che, visti i periodi, diciamo, sente l'esigenza anche da questo punto di vista. Forse voi che siete all'università lo sapete meglio di tutti noi, ci vorrebbe bisogno anche soprattutto di una nuova cultura, un nuovo atteggiamento da parte soprattutto di noi uomini. Ovviamente sì, sappiamo che questo è un tema parecchio ampio e tanto dibattuto per quelle che possono essere le soluzioni. Quello che si chiede secondo me poi è concretezza. Nell'ultima legge di bilancio per fortuna c'è stato un messaggio importante da questo governo che ha diciamo, finanziato 10 milioni in più, oltre i 5 già disponibili. Per allo scopo di questi... Allo scopo della promozione comunque anche del tema, alla sensibilizzazione. Poi si spera che comunque anche a livello giuridico comunque vengano accelerati i processi istruttori a livello proprio concreto, quindi che si faccia qualcosa di pratico e concreto e tangibile. Bene fare le iniziative di sensibilizzazione, comunque bene anche le iniziative simboliche, però servono messaggi concreti, serve qualcosa appunto di tangibile. E la partecipazione di che tipo di adesione c'è? Molto giovani, età? Sì, per lo più giovani, poi ovviamente studentesse universitarie, quindi parliamo comunque di un target giovane, però devo dire che siamo stati contattati anche da persone un po' più grandi che hanno detto peccato, perché poi hanno letto dopo magari che era rivolta esclusivamente agli universitari. Dicevano peccato. E quindi ho detto peccato, ma lo farete magari anche per noi? Chissà, vediamo, ovviamente. Cioè, fuori dall'università c'era anche una richiesta? Sì, assolutamente. Ma sono quei rudimenti che servono per, diciamo così, sentirsi soprattutto più sicuri, non offensivi, esatto, no? Immagino. Assolutamente, quelle basi comunque anche, secondo me è una questione anche mentale nel saper affrontare magari una determinata situazione, quindi non semplicemente un qualcosa di fisico, ma anche mentalmente essere pronto a un'eventuale aggressione, un eventuale attacco e quindi sapersi porre. E questo può valere per tutti, naturalmente, vale per gli uomini, vale per le donne e soprattutto vale per le giovani ragazze che in questo periodo purtroppo abbiamo visto per i fatti di cronaca sono vittime costanti e consuete, e però c'è anche bisogno di una nuova cultura contemporaneamente, no? C'è bisogno di una nuova cultura e qui bisogna partire secondo me anche dalle scuole, quindi è un percorso che va fatto dall'inizio, non possiamo pensare di risolvere tutto in poco tempo, ma è un percorso culturale che va fatto step by step. Prima iniziamo, prima secondo me possiamo arrivare a un risultato. Le notizie di cronaca purtroppo non sono confortanti e questo fa capire che ancora non siamo sulla strada giusta, evidentemente. E questo a suo avviso la strada giusta quale dovrebbe essere? Secondo me a livello normativo
normativo devono esserci pene più severe per chi commette reati, perché comunque sappiamo che quando si resta impuniti non si impara la lezione. Quindi per me principalmente da un punto di vista normativo deve esserci un provvedimento serio per tutelare appunto chi segnala, chi comunque inizia a percepire che c'è qualcosa che non va. Sì. Quindi secondo me bisogna iniziare da lì. Anche perché spesso la cosiddetta area che riguarda i braccialetti rossi hanno lasciato una serie di vuoti, perché ci sono segnalazioni, ci sono denunce eccetera, e poi malgrado questo può capitare purtroppo il fatto grave. Sì, purtroppo sì, sappiamo che a livello legislativo comunque è stato fatto la legge sul codice rosso, la legge 69/2019, però siamo ancora, secondo me, a una fase embrionale, dobbiamo svilupparla più confrontandoci con la realtà e quindi con quelle che sono poi le situazioni. E lei è un docente o No, io, ripeto, ho fondato l'associazione, sono un ex studente universitario di economia, mi occupo di altro, quindi però nel frattempo continuo sempre nel sociale interessandomi. E quindi anche. We Love fate altre cose? We Love UniCT, noi prevalentemente ci occupiamo di servizi agli studenti all'interno dell'ambiente universitario. Poi comunque organizziamo iniziative sociali, benefiche, culturali, tra queste appunto quella che abbiamo appena citato. Ricordiamo quindi si parte da oggi? Si parte da oggi pomeriggio alle ore 16 nella palestra appunto di Via Perseo 1 e ci saranno poi altre 2 lezioni per il successivo giovedì 14 e il giovedì 21, sempre alle stesse ore. Possono partecipare studentesse dell'università e anche dell'Accademia di Belle Arti? Ovviamente non le abbiamo volute escludere, quindi li consideriamo. Quindi anche Accademia di Belle Arti. Sono 3 lezioni, poi riprenderete dopo le feste, giusto? Dopo le feste poi ovviamente noi riproporremo, perché purtroppo in ordine prioritario abbiamo dovuto inserire le ragazze che si sono prenotate prima. Le ragazze che sono rimaste fuori ovviamente non vogliamo lasciarle fuori, quindi vorremmo... Perché c'era una richiesta maggiore, molto maggiore. Assolutamente. E gli insegnanti, diciamo, gli istruttori, chi sono? Gli istruttori sono professionisti del settore, ripeto, in questo caso Domenico Cuzza è un professionista nel settore del karate. Sì. E che cos'è lui? Lui è istruttore di karate, quindi comunque parte da quella disciplina. Io ripeto, non sono un tecnico, quindi sono un profano del settore. Non insegnerà subito? Assolutamente no, vedremo, io stesso vedrò, perché devo dire non ho mai partecipato a un corso, quindi non so come sarà strutturato, mi affido poi ai tecnici. L'obiettivo di dare quella sicurezza psicologica che si ottiene anche magari conoscendo 2 o 3 diciamo cose da fare in caso di emergenza è sicuramente positivo. Certamente c'è bisogno di una nuova cultura per quanto riguarda i giovani e tutti quanti gli uomini. Grazie a Paolo Fasanaro, complimenti, fondatore di We Love University Catania. Adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e dopo ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, e non avevamo neanche finito di parlare di autodifesa delle donne. Purtroppo c'è una notizia che riguarda ancora un'aggressione a una donna. La notizia arriva dall'Ercara Friddi, in provincia di Palermo. L'uomo maltrattava la sua compagna nonostante anche fosse in stato di gravidanza. Per fortuna la donna ha chiamato i carabinieri attraverso il 112 che sono riusciti a intervenire, l'hanno messa in salvo, sta bene anche il bambino il codice rosso è stato attivato e a questo punto naturalmente ci sono tutti i provvedimenti del caso nei confronti di quest'uomo violento e aggressivo. Adesso passiamo ad altro e diamo il benvenuto ai nostri ospiti, che sono Roberto Guardo e Alessandro Bonforte, che sono ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Catania, e ci vogliono parlare della giornata nazionale dello spazio, che sarà? Sabato 16 dicembre. Sabato 16, e quel giorno l'Istituto di Vulcanologia apre le sue porte, diciamo, ai visitatori
per mostrare, si legge nel vostro annuncio, bellissimo e suggestivo, la Terra dall'alto. Ma come si fa? Come farete? Si fa in tanti modi. La giornata dello spazio non è un evento solo dell'INGV nazionale, ma l'INGV si avvale moltissimo di tecniche spaziali per la propria ricerca. Non a caso si è dotato l'INGV di un centro di osservazioni dello spazio, COSSO, centro di osservazioni spaziali, che è proprio trasversale a tutte le sedi in cui l'istituto è fisicamente dislocato in Italia. Noi ci avvaliamo delle tecniche spaziali perché molto spesso quando si guardano fenomeni grandi, questo rientra nell'esperienza comune, bisogna un attimino allontanarsi perché da lontano si ha una visione migliore delle cose. Quindi per molti fenomeni vasti, molto spesso la tecnica spaziale aiuta ad avere una visione d'insieme di ciò che succede. Oltre ad essere naturalmente estremamente suggestiva la cosa, perché uno come impazzisce solo all'idea di avere queste immagini dal vivo davanti agli occhi, a che cosa serve? Per esempio per i cambiamenti climatici è importante anche questo? Sì, per i cambiamenti climatici, la variazione del livello del mare. Ma perché? Vediamo, spiegateci. Perché i satelliti hanno questo punto di vista privilegiato, ciò che coinvolge la Terra su aree molto ampie va osservato nel suo insieme. È chiaro che poi ci sono sempre a supporto diverse tecniche, come diciamo noi che siamo geologi, ci devi mettere i piedi sopra sempre, non puoi solo guardare le cose da lontano, con remote sensing come si chiama ormai a livello internazionale. Vari fenomeni come le deformazioni crostali, lo studio degli oceani e lo space weather, che oggi cosa? Lo space weather, cioè la meteorologia spaziale per dire in italiano. Space weather, meteo. Space weather. Che è tutto ciò che riguarda l'atmosfera, soprattutto la parte esterna dell'atmosfera. Proprio in questi giorni siamo stati investiti noi terrestri da una tempesta solare, c'è stato un foro coronale enorme. Ci spieghi bene che c'è sfuggita questa tempesta a noi. Non ce ne siamo accorti. Questo è il fatto. Non ci se ne accorge, a meno che non si usano sistemi di trasmissione. Ma di che si tratta? Si tratta di dinamiche della nostra stella che ci tiene in vita, che è il Sole, che molto spesso il Sole attraversa dei cicli di 11 anni, per cui l'attività aumenta e diminuisce. Adesso siamo in una fase di alta attività del Sole e molto spesso il Sole è abbastanza turbolento e si creano eruzioni solari, no? O in questo caso un foro coronale, una zona di debolezza della corona, un po' più fredda, dove il campo magnetico del Sole, che tiene intrappolate tutte le particelle del plasma, si indebolisce, questo plasma sfugge e forma un vento solare, perché questo ecco l'effetto poi. Arriva sulla Terra. Migliaia di chilometri arriva questo. Dopo giorni arriva sulla Terra, viene intrappolato dal campo magnetico terrestre che ci protegge come un film di fantascienza, come uno scudo protettivo, intrappola e convoglia tutte le particelle formando bellissime aurore. E noi sentiamo il vento? No, noi non lo sentiamo il vento, fortunatamente non ci arriva, non arriva a noi, però influenza parecchio la dinamica del campo magnetico. Che cosa succede? Succedono disturbi alle trasmissioni, ad esempio, o effetti elettrici, elettromagnetici nell'alta atmosfera che possono disturbare o danneggiare i satelliti. Quando queste tempeste sono forti possono danneggiare addirittura sistemi a terra, quindi si creano delle microcorrenti in tutti i circuiti elettronici che possono... E uno si chiede, ma che sta succedendo? Magari è colpa del Sole. A tutto può pensare, tranne che si tratti di vento solare. È un'altra cosa, per esempio, il monitoraggio degli incendi di cui si occupa lui. Sì, perché tramite i satelliti noi riusciamo a vedere vaste aree che possono essere coinvolte da incendi e vedere come questi si sono propagati, perché molte volte gli incendi in zone remote vediamo solo dopo giorni che si sono propagati, che iniziano ad essere documentati. Dal satellite possiamo vedere le varie fasi, come si è evoluto l'incendio, per esempio gli incendi in Canada o l'incendio che c'è stato a Stromboli sia nel 2019 che nel 2022. E per esempio quello che sto facendo adesso in questo progetto è un sistema di modellazione di incendi per vedere se riusciamo a ricostruire la dinamica di propagazione dell'incendio, per poi creare delle mappe di pericolosità per mettere a riparo. Per prevenzione. Esattamente, la prevenzione prima di tutto. La Sicilia è particolarmente coinvolta, come voi ci
ci insegnate. Noi in questa occasione voi volete ricordare il lancio del primo satellite italiano, ricordiamolo, il San Marco 1, San Marco 1. Vagamente qualcuno di noi ricorderà. È uno dei primissimi dopo quelli americani e sovietici. Esatto, allora c'era l'Unione Sovietica, no? Sì. Fu, se non ricordo male, nel 1964, quindi l'Italia fu una delle prime nazioni a iniziare questa collaborazione con gli Stati Uniti e quindi entrare tra i paesi che avevano oggetti nello spazio. E guarda caso proprio il San Marco 1 era un satellite dedicato allo studio della ionosfera, quindi già da allora si studiavano i fenomeni dell'atmosfera. Cioè quella parte di per atmosfera, voi è scontato, per noi un po' meno. Quella parte di atmosfera sopra, insomma, i 100 km di quota, che è formata da ioni, quindi non c'è più aria come la intendiamo noi, no? Ecco. Quindi ci sono tutte particelle ionizzate, che è quella che viene interessata appunto dal vento solare, dalle correnti del campo magnetico terrestre. Quindi già da allora si capiva, iniziando nel 64, quindi era il periodo proprio della conquista dello spazio, i satelliti sono annegati, volano annegati nella ionosfera, quindi sono dentro queste correnti. Quanti ce ne sono? Migliaia? Sì, migliaia. Migliaia. Costellazioni, infatti, si parla di costellazione di satelliti. Costellazioni di satelliti. Sì, ormai il termine è quello. Prego. L'Europa è una costellazione importantissima, che è la costellazione Sentinel, guarda caso le sentinelle, che si occupano proprio di Earth Observation, cioè osservazione della Terra. Sono satelliti messi nello spazio per guardare la Terra sotto diverse ottiche, chiamiamole così. Abbiamo fatto un post sugli NGV Vulcani, sul blog ngvvulcani.com, sullo studio dell'Etna in particolare, ma insomma della Terra con diversi sensi. Siamo arrivati al punto, perché essendo a Catania, per quanto riguarda l'attività dell'Etna, deve essere fondamentale avere i satelliti. Certo, i satelliti li riusciamo a utilizzare sia per vedere le colonne eruttive che le colate stesse. E abbiamo vasta gamma di satelliti che ci possono dare diverse informazioni su la temperatura di una colata, l'altezza della colonna eruttiva, dove si sta propagando, quindi quando dice dove arriverà la cenere dopo un'eruzione, anche grazie ai satelliti lo possiamo vedere. E quindi le informazioni che solitamente i mezzi di informazione, oltre che gli apparati scientifici di controllo hanno, provengono da voi attraverso in gran parte dei satelliti, non soltanto quello, ma anche quello. Sì, c'è una forte complementarità tra l'osservazione dallo spazio e l'osservazione da terra. I satelliti diciamo, sono di due grandi tipi. Ci sono i satelliti cosiddetti geostazionari, come quelli meteo, che girano intorno alla Terra e quindi osservano sempre costantemente la stessa parte, perché girano intorno alla Terra con la stessa velocità in cui la Terra ruota su se stessa. Esatto. Sì. Altri satelliti invece sono polari, quindi girano intorno alla Terra da nord a sud e da sud a nord, che hanno dei cosiddetti tempi di rivisitazione, quindi non è un'osservazione continua, passano sopra, nel nostro caso l'Etna o quello che ci interessa, ogni tot tempo. Per questo sono costellazioni. Perfetto. Qualche informazione su quello che è capitato nei giorni scorsi all'Etna? Di che si è trattato e continuerà? È in corso? A che punto siamo? Sono due livelli di domande. Di cosa si è trattato lo sappiamo perfettamente. Esatto. Continuerà il futuro? Che lo so, perché è la famosa domanda che fanno i giornalisti. Esatto. Ma andrà avanti? Si è trattato, l'Etna ha attraversato una fase bellissima dal punto di vista scientifico, di una decina di giorni di attività perfettamente costante, in cui aveva un equilibrio eccezionale, in cui c'erano circa un'ora di accumulo di pressione e 10 minuti di apertura della valvola in cui faceva l'attività stromboliana. Quella che noi stiamo vedendo adesso. Perfetto, dopodiché questo equilibrio... Perché la chiamate stromboliana? Si chiama stromboliana dagli arbori della vulcanologia. La vulcanologia è nata in Italia. Le attività sono la stromboliana, la vulcaniana, quindi pliniana. La pliniana, da quindi Plinio. sono le fontane di lava, grosso modo. Questa che stiamo guardando è una fontana di lava dove le esplosioni sono pressoché continue. L'ho interrotta comunque, scusi, stava facendo... Sì, dicevo che è durata una decina di giorni, poi siccome l'abbiamo capita l'Etna ha cambiato registro. E adesso in che fase siamo? Adesso siamo ritornati in una fase di accumulo in cui non c'è più attività e quindi
l'Etna è tranquilla, ma non lo è mai, è tranquilla alla vista, ma sta preparando la prossima Non ricetta. le chiedo che cosa succederà, perché è una domanda da ignorante, però insomma, l'Etna è tranquilla. Per il futuro siamo ignoranti anche noi. Esatto, la risposta sarebbe altrettanto ignorante, perché non lo sappiamo ancora. Perfetto, questo è importante che ne siamo consapevoli. Grazie a Roberto Guardo, Alessandro Bonforte, Grazie complimenti. a voi. Ricordo la giornata nazionale dello spazio che ci consentirà sabato 16 dicembre all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di guardare un po' lo spazio attraverso i satelliti. Adesso state con noi e dopo ci saranno altre cose. Buongiorno Sicilia. Per pulire la casa esistono 3 prodotti ecologici. Il bicarbonato di sodio ha un'azione disinfettante e si può usare per rimuovere i cattivi odori. L'aceto bianco è un'alternativa ai prodotti anticalcare. Infine il succo di limone ha proprietà sbiancanti su macchie scure come quelle di tè o caffè. La pizza è uno dei pilastri della gastronomia italiana. Era un piatto povero fino al 1889, quando la regina Margherita lo provò e ordinò di prepararne altri tipi. Tra questi uno con pomodoro, mozzarella e basilico, per i 3 colori della bandiera italiana, chiamato così in suo onore. Unita fatta stati, fatto un menno. Ecco, questa frase è impossibile da comprendere se non si è del posto. Per provare possiamo tradurla con dove hai trascorso l'estate, ora dovrai trascorrere anche l'inverno. Diciamo che è una formula magica rivolta ad un individuo sicolo subdolo che si fa vivo solo per convenienza, o un ragazzo che ti molla a marzo e torna a settembre. Una notizia di poco fa, una notizia di un incidente sul lavoro, purtroppo grave ma non mortale. Insomma, un operaio è gravemente ferito, è successo a Riposto, nell'isola ecologica. Non sono ancora chiare le origini e le cause di questo incidente. Fatto sta che l'operaio è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sono intervenuti i carabinieri, hanno sequestrato il mezzo, che probabilmente uno di questi, se non questo direttamente, è l'area del cantiere, sì, questo appunto dove si è registrato questo incidente, nell'isola ecologica di Riposto. Eccolo qua, vedete il mezzo che stava utilizzando l'operaio, che è rimasto gravemente ferito. E adesso passiamo ad altro. Siamo con il nostro Marco Amato, se c'è, o è alle prese col suo caffè. Vediamo. Marco, ci sei? Buongiorno. Buongiorno. Che bella tazzina, verde. Verde come il colore di Venere e la speranza, ma di questa tazzina apprezzo molto il design italiano anni 70 a cui sono molto legato. L'ho trovata interessante per oggi perché volevo proporvi di un argomento che è pieno di speranza e talento. Bene, ne abbiamo bisogno. Beh sì, diciamo che il periodo necessita di una serie di sprint positivi. Vediamo tra le stelle se li troviamo. Oggi volevo partire con un bellissimo esempio che ha a che fare con il talento e ho messo sotto i riflettori delle stelle un bravissimo attore che sfida il tempo. Ebbene, parlo di Chris Chalmont che ha assolutamente rivelato il suo talentuoso talento fin dalla più tenera età. Non ha neanche 25 anni eppure è stato dichiarato il più bravo e grande attore di categoria, il più giovane dagli anni 30 come categoria di genere. Ha vinto moltissimi premi e soprattutto adesso è in auge perché sbanca al botteghino con la seconda versione di un film storico a cui sono molto affezionato, che è Dune. Ecco, Dune è un film epocale, un film che ha assolutamente segnato un'epoca. Mi ricordo anche nel cast c'era un meraviglioso Sting che aveva anche una parte. Ebbene,
il nostro attore oggi accanto, lo vediamo proprio nella fotografia, c'è anche Zendaya, che nella vita oltre ad aver interpretato la compagna adolescente di Spider-Man è anche veramente la compagna di Tom Holland. Vedete gli occhi azzurri tipici della trama e della storia del film? Quegli occhi azzurri venivano dati proprio dall'uso della spezia, che era il quid principale di questa trama assolutamente futurista, fantascientifica e onirica. Quello che però mi è sembrato più rilevante è il fatto che, nonostante la giovane età e tutti i premi vinti, il nostro Timothy è Capricorno. Il Capricorno è un segno di Saturno, in genere è uno dei segni che trovo abbastanza maltrattati dall'astrologia contemporanea, proprio perché al Capricorno viene sempre attribuita seriosità e una certa farraginosità nelle cose. La spiegazione è semplice: il Capricorno sono il segno di Saturno, il tanto temuto e vituperato Saturno. Saturno e i suoi anelli, vi ricordo, sono il pianeta della sapienza e dell'ultimo pianeta visibile a occhio umano, per cui rappresenta il limite dell'essere umano, il limite della ragione. Saturno, come dio greco, mangiava i propri figli, proprio perché, in quanto dio del tempo, il tempo è l'entità suprema, anche lui era vittima dello stesso, quindi mangiava i figli proprio perché non voleva essere succeduto. Ebbene, in astrologia Saturno è un pianeta preziosissimo, sia perché ci indica l'inserimento razionalistico e pratico nella vita, l'età dell'emancipazione, ma soprattutto perché tutti i Capricorno e tutti quelli che hanno un Saturno molto forte nel loro oroscopo tendono a nascere vecchi per poi, dopo il terzo ciclo di Saturno, diventare giovani. Ecco, vedete, Timothy è un perfetto esempio di come l'età per il talento non conta, perché si può essere maturi assolutamente anche in età adolescenziale e utilizzare costanza e talento le proprie energie. Oggi luna in bilancia, la più elegante dello zodiaco, una luna che proprio al Capricorno fa quadratura, quindi oggi forse magari sarà bene allietare la giornata del Capricorno, mentre invece risulta foriera di tante belle soluzioni per i Toro, che oggi finalmente si affidano a qualcosa di importante per una risoluzione. I Vergine, quindi anche, concludiamo con i segni di terra, hanno una variante che riguarda l'economia, per cui oggi possono mettere in prospettiva tanti nuovi progetti. Se va bene ai terra, va bene anche agli acqua, per cui uno Scorpione sognatore è pieno di speranze, perché la luna in bilancia corrisponde alla sua 12ª casa, quindi un intuito oggi molto forte. Benissimo anche per i Pesci, che sono un po' distratti da qualcosa che riguarda un affetto o la famiglia. I Cancro invece hanno la luna in quadratura, per cui oggi sono un po' più stabili del solito. Ottimo per Acquario e Gemelli, perché il trigono della luna in bilancia da ispirazione. Un creativo Acquario oggi riesce a risolvere un problema che ha a che fare con le cose pratiche. Voglia di soluzioni nello zodiaco anche per i segni di fuoco. Leone, Ariete e Sagittario pensano un po' a come uscire dalla situazione affettiva. L'Ariete che vuole allargare ed estendere i suoi orizzonti. Il Leone si concentra moltissimo nella comunicazione e nella relazione, deve riprendere un po' di rapporti. Sagittario ottimo grazie al supporto di amici ed un'informazione importante che oggi può risolvere la giornata. E con l'augurio di guardare a Saturno come un pianeta assolutamente utile nel nostro tema, oggi vi lascio e vi auguro una buona giornata. Ma grazie caro Marco, buona giornata a te, buon caffè. Adesso noi invece passiamo a qualche altra notizia, forse. È una curiosità che ci proietta al Festival di Sanremo, perché sono delle indiscrezioni, sappiamo il cast, sappiamo diciamo, gli artisti, però c'è un pazzo tentativo che è quello di Amadeus. Pensate, Osa, Mina e Celentano, la Tigre di Cremona in penombra e il molleggiato al festival, il nome di Toto Cutugno. Si sta facendo questo tentativo, chissà che non vada in porto. Questo dopo Bolle, naturalmente. Certo, Bolle, e anche qui, vedi, è stato annunciato anche Bolle all'Ariston. Alla giornata finale. Bene, lo sai che oggi che l'immancabile elettrodomestico presente nelle nostre cucine, il frigorifero, è stato brevettato proprio un 7 dicembre, che era però il 1851, pensate che roba, questa cosa qua, dall'inglese John Gorrie. Pochi sanno che anche Einstein costruì una macchina frigorifera, però poi non se n'è fatto granché.
7 dicembre 1941 è ricordato come il giorno dell'infamia, definito così dal presidente Roosevelt. La flotta imperiale giapponese al gran completo attaccò a tradimento e senza alcun preavviso la base navale di Pearl Harbor nelle isole Hawaii, costringendo gli Stati Uniti ad entrare nella seconda guerra mondiale. E poi, lunga 760 km, oggi l'autostrada del Sole è una delle vie di comunicazione più importanti del nostro paese. Fu il 7 dicembre del 1958 che vennero inaugurati i lavori di costruzione del primo tratto che collegava Milano a Parma. Balzo in avanti, 7 dicembre del 2000 a Nizza il Consiglio dell'Unione Europea promulga la Carta dei diritti fondamentali. Questa qua, vedete che bella malloppone di roba, eh? Si riuniscono così in un unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali dei cittadini europei. L'Europa è la patria del diritto. 2 anni dopo, il 7 dicembre del 2002, al Van Gogh Museum di Amsterdam vengono rubati 2 Van Gogh, appunto, e soltanto nel 2016, 14 anni dopo, le 2 opere vengono ritrovate e riconsegnate al museo. Dove erano? Naturalmente in Italia, a casa di un boss della camorra a Castellammare di Stabia. Rimaniamo nel XXI secolo. 7 dicembre del 2009 a Copenaghen inizia l'incontro mondiale sui cambiamenti climatici per affrontare il fenomeno del riscaldamento globale. Qui abbiamo una foto emblematica, i dati purtroppo li conosciamo bene, la calotta artica si sta sciogliendo e l'aumento dei prezzi del petrolio, anche dei generi alimentari, sono dei segnali molto chiari della crisi ambientale che stiamo affrontando. Infine, 7 dicembre del 1944, lo vedete, la nascita, il giorno della nascita di Mino Reitano, che purtroppo è scomparso nel 2009, con la sua semplicità e simpatia ha rappresentato l'anima genuina della canzone nazionale popolare, ha raggiunto il successo nel 65 al Castrocaro e poi i suoi brani più famosi: Avevo un cuore, Perché l'hai fatto, Italia ha venduto 30 milioni di dischi e grazie a questo è riuscito a duettare Mino Reitano con Frank Sinatra. Nel 2001 ha vinto il programma di Canale 5 La notte vola, condotto da Lorella Cuccarini, proprio con questo brano Italia, e noi ci congediamo con questa sua esibizione. Mino Reitano, che faceva gli anni il 7 di dicembre. Vi diamo appuntamento anche domani, naturalmente, anche se è l'8 dicembre. Buona giornata e buongiorno Sicilia. A domani. Era tanto che volevo col mio canto dire a te grazie è un vecchio pensiero. Grazie al mio paese che quest'Italia che respira, sempre bella gente che questa gente le vuol bene e questa gente come me. Grazie. Poi mi prende l'emozione per Venezia che stalla, per Firenze che si muove. Ciao, grazie.